Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti ad un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte parleremo della Trieste Joyce School che si sta svolgendo in questi giorni. Nella prima parte siamo in compagnia di Vincenzo Zoccano, vicepresidente dell'Istituto regionale Rittmeyer. Grazie Vincenzo per essere tornato. È un po' di tempo, per dire la verità, che non eri nostro ospite e quindi è un piacere parlare nuovamente con te. Prima di parlare dell'Istituto Rittmeyer, i nostri ospiti sanno che normalmente io entro sempre in gamba tesa con delle domande non previste, ma insomma volevo riflettere con te su questo. Ieri ho visto un film tedesco in DVD, un film tutto sommato non realizzato da una grande casa distributrice, quindi anche il DVD non era prodotto, che so, dalla Fox piuttosto che dalla Warner, era prodotto da una casa normale, diciamo così, e non appena metti dentro il disco, immagino che tu sappia già dove voglio arrivare, c'è la possibilità per i non vedenti di accedere alla videodescrizione, eccetera. Questo succede anche con quasi tutti i prodotti francesi, meno con i prodotti inglesi, quasi mai con i prodotti italiani. Mai con quelli americani. Mai con quelli, quello non, vabbè, non mi meraviglia, questo degli americani. Perché non c'è, questa dovrebbe essere una problematica affrontata anche a livello di Unione Europea. Cioè l'Unione Europea dovrebbe dire: guardate, voi che realizzate i DVD, i Blu-ray, eccetera, dovete mettere di default una possibilità di questo genere per, so che a te piacciono anche questi, per gli spettatori non vedenti. Ma in realtà poi queste cose sono utili anche per i vedenti, molto spesso, no? Perché l'audiodescrizione arricchisce, per così dire, il prodotto audiovisivo, sia un film, un documentario, qualsiasi altra cosa, dove ci sono scene prive di dialogo, evidentemente, c'è una descrizione di ciò che accade sulla scena, che possono essere tutte quelle cose che il non vedente non può, per effetto della cecità, a causa della cecità, non può percepire. Che ne so, come se è rilevante il vestito del protagonista o della protagonista di scena, elementi che però naturalmente non sono soltanto decorativi, ma che in qualche maniera rivestono un ruolo funzionale nel copione, insomma, nella narrazione del film, del prodotto. E questi prodotti, in realtà l'Unione Europea si è pronunciata su questa questione con lo European Accessibility Act, anche se non in maniera, diciamo così, non lo disciplina perfettamente. Ho capito. Però ecco, è chiaro che deve essere innanzitutto dovrebbe partire da un processo culturale, no? I produttori di materiale audiovisivo devono sapere che una grande fetta di mercato è molto importante. Calcoliamo che in Italia le persone con disabilità sono 7,5 milioni, in Europa sono 80 milioni, 1 miliardo nel mondo, quindi voglio dire non sono poche. E sono tutte persone potenzialmente facenti parte di un mercato che oggi, ahimè, è ancora troppo parallelo, è ancora un mondo a parte e non una parte del mondo. Allora, parliamo dell'Istituto Rittmeyer, che è una di quelle tante realtà della nostra città che noi triestini, ecco, il problema è, sappiamo che esiste. Sappiamo dove sta, perché sappiamo tutti che sta a Barcola, eccetera, ma paradossalmente forse lo conosciamo poco, nel senso che magari pochi sanno che quando parliamo dell'Istituto Rittmeyer parliamo di un ente pubblico. Allora, innanzitutto parliamo di un ente storico. Ah, ok, sì. Poi partiamo da
che è un fiore all'occhiello per questa nostra città, e quindi per la nostra regione, che il mondo ci invidia. Lo dico perché ne sono stato allievo, ho l'onore e il privilegio di esserne stato allievo e ho il privilegio e l'onore di esserne amministratore assieme al presidente Perfler, al vicepresidente Rockteschel e agli altri membri del consiglio di amministrazione, il dottor Sossi e il signor Attini. Evidentemente, come hai detto tu, si conosce, si sa che c'è, si sa dov'è, ma non si sa che cosa succede. Non è una riserva indiana, è un ente pubblico, come correttamente hai detto tu, caro Umberto. Mi permetto di dare del tuo, Umberto, perché ci conosciamo da tanti anni. Poi questa è anche zona franca, come... Via Franca è qua sopra, è vicino. No, cioè, è zona franca nel senso che certo. Si abbattono le convenzioni, eccetera. Assolutamente sì. Poi Tele4 fa un grande servizio, quindi insomma non sono qui a fare sviolinate inutili, no. Però è un fatto che Tele4 svolge un grande ruolo, lo ha svolto nella pandemia, lo ha svolto prima, e lo svolge adesso e lo svolgerà anche domani. Quindi grazie per quello che fate. È chiaro che il Rittmeyer dal 1911, da quando due grandi filantropi, che sono i baroni de Rittmeyer, hanno deciso di lasciare, proprio in lascito al comune di Trieste, a quello che era l'ECA una volta, ecco, lasciarono il palazzo Rittmeyer, che non è il palazzo di Barcola. Voi sapete che a Trieste esiste una via Rittmeyer, no? E guarda caso il palazzo Rittmeyer è l'attuale conservatorio Tartini di Trieste, il conservatorio musicale che io ho avuto modo e onore di frequentare qualche vita fa come musicista. E quello era il palazzo che i baroni Rittmeyer destinarono ai cechi, ecco, con un preciso intento, che è quello di aiutare, di sostenere quelli che erano all'epoca i poveri cechi. E da cieco lo dico perché all'epoca il Braille aveva appena fatto capolino, c'era l'esordio del Braille che nel 1829 naturalmente in Francia ad opera di Louis Braille fu inventato, e che ancora non era patrimonio comune. Tenete presente che da lì a poco ci fu la Grande Guerra, e quindi ci furono molti invalidi, molti reduci di guerra che avevano grossi problemi anche di cecità, oltre che di altre mutilazioni altamente invalidanti. E allora si decise all'epoca, pensate che non esisteva ancora l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che fu istituita nel 1929, quindi una gran donna come era la baronessa Cecilia de Rittmeyer costituì questo istituto, che poi fu trasferito a Barcola. Si fece uno scambio con quella che è la Villa Prandi, cioè il palazzo attuale dell'istituto Rittmeyer, trasferendo lì tutte le attività legate ai ciechi, perché lì c'era e c'è un grande parco, un parco molto bello tra l'altro, che noi abbiamo adibito grazie alla lungimiranza del presidente Perfler. È stato fatto il giardino dei sensi, pensate, un parco dove un non vedente può muoversi anche se inesperto, in corso di formazione di autonomia, orientamento e mobilità, che è una delle discipline che l'istituto eroga, uno dei servizi che eroga alla propria utenza. In questo giardino si può da subito spostarsi in autonomia, frequentarlo, esplorarlo, e soprattutto in questa stagione. Noi abbiamo fatto il 21 giugno l'Open Day, e in quell'occasione i visitatori hanno potuto ammirare gli aromi delle piante che sono presenti, viene coinvolto l'udito, il tatto, l'olfatto, quindi tutti gli altri 4 sensi, esclusa la vista naturalmente, vengono coinvolti per l'esplorazione di questo giardino così chiamato Giardino dei Sensi. Quindi questo è solo il biglietto da visita entrando all'istituto, ma nell'istituto si fanno tante altre cose. E io l'ho visitato credo un paio d'anni fa, prima della pandemia, e effettivamente si rimane ammirati da quello che effettivamente da quello che si fa, e anche per certi aspetti
da quello che si può fare, che sono due cose un po' differenti. Oltre a quello che si fa, ti ringrazio per questo assist, è chiaro che l'istituto è in continua evoluzione, in continua implementazione, al fianco delle istituzioni, grazie alla Regione, con una legge che evidentemente regola anche la contribuzione pubblica alle funzioni, al funzionamento, all'attività di funzionamento dell'istituto, e noi a fianco alla Regione, a fianco al Comune, siamo costantemente impegnati reciprocamente a dare i servizi di cui l'utenza, la cittadinanza ha bisogno. Proprio di recente, nel 2021, è stato accreditato l'istituto in Regione come servizio sanitario di riabilitazione visiva, e poi nel 2022 è stata fatta la convenzione con Asugi, che permette evidentemente all'istituto di erogare tutta una serie di servizi di riabilitazione, perché nel momento in cui interviene una patologia visiva occorrono tutta una serie di strumenti cognitivi, strumenti formativi, che sono in grado di mettere nelle condizioni la persona, sia se in età infantile, sia se dovesse acquisire la cecità in età adulta, deve essere messa in condizione di naturalmente il massimo grado di autonomia, di sicurezza per la propria quotidianità e per il prosieguo della vita, perché la cecità non è sicuramente la morte, è un grosso disagio, ma il disagio è tale finché uno non accetta questa condizione, non viene messo nelle condizioni poi di superarla e, perché no, di mettersi anche a disposizione degli altri. Allora dello svantaggio, dell'handicap, dell'invalidità, dell'accezione negativa della propria disabilità non resta nulla, se non la persona con la propria dignità, con le proprie competenze, che si mette a disposizione vita natural durante degli altri, anche nell'interesse dei vedenti, quindi dei normabili. È questo che l'istituto fa. Ma quello poi è una cosa, questa che tu sottolinei da parecchio tempo, no? Tutto quello che viene fatto per le persone diversamente abili poi serve anche, paradossalmente, serve per tutti, ecco, insomma, migliora la condizione di tutti. Sì, guarda, il grande errore, ti ringrazio per quest'altro assist, tu oggi mi fai degli assist continui. No, perché ho buona memoria e certo, quindi mi ricordo le cose che gli ospiti dicono e quindi... Certo, e io ti ringrazio di questo, vuol dire che il messaggio sta passando: dove vive bene una persona con disabilità viviamo meglio tutti. E il grande errore, consentimi e consentitemi, cari telespettatori, il grande errore politico che si fa in questi casi è un errore proprio politico, che risale, che discende da un errore culturale, no? Quindi la barriera culturale che c'è induce la politica a fare un errore fondamentale, quello di considerare la disabilità un costo e non un investimento, perché un costo, si sa, per un imprenditore, ciò che è un costo è perso, è qualcosa che esce dalle casse e non rientra più. Quando invece una stessa cifra considerata costo diventa investimento, allora c'è un rientro, c'è un ritorno, chiedo scusa, che può essere un ritorno di immagine, che può essere un ritorno economico. Nel caso di specie, cioè della disabilità, considerarla come un investimento non significa più spendere, dare loro quei pochi soldi, quelle poche briciole perché stiano zitti e buoni, ma perché contribuiscano innanzitutto con la dignità, con il lavoro, con la produttività, ad essere cittadini fra i cittadini al pari degli altri, fin dove è possibile, e dove non è possibile ci sono tutta una serie di accomodamenti ragionevoli. Ecco perché dove vive bene una persona con disabilità viviamo meglio tutti, ma a condizione che l'interesse fatto, il beneficio che lo Stato o che un'azienda, che la comunità, che la società dà a una persona con disabilità non è nell'interesse particolare di quel disabile o di quella categoria, ma nell'interesse generale, cioè nell'interesse di tutti. Allora funziona. Questo fa anche l'istituto, è orientato, il Rittmeyer, a questo tipo di politiche, alle politiche di reale integrazione più che inclusione. Non parliamo sempre di inclusione, che è un termine inflazionato, perché se parliamo di inclusione vuol dire che c'è ancora troppa esclusione.
Ah, sì, certo, sì. È come quello che adesso mi dai un assist tu per citare una frase di Barbara Streisand che una volta quando venne a chiudere una cerimonia degli Oscar dedicata alla celebrazione della donna nel mondo del cinema disse: sogno un giorno in cui questo tipo di celebrazioni non avranno senso perché significherà che non c'è più discriminazione, eccetera. Insomma, parole sagge pronunciate 30 anche il testo di Imagine di John Lennon, che è un po' l'inno dei sognatori. Sì. Tu parli da cinefilo, sì. io da musicofilo e da musicista. Naturalmente sono due realtà, il cinema e la musica, che vanno d'amore e d'accordo. Un bel film non può essere tale se non ha una bella colonna sonora, no? Ah, questo è Quindi, questo è vero. Ma non tirarmi, come si dice, a cemento sul cinema, perché sennò io esco dal seminato e poi dopo è difficile tornarci su. Oh, volevo chiederti, qual è il cambiamento maggiore intervenuto negli ultimi anni in una realtà come il Rittmeyer? Qualcuno potrebbe pensare, per quanto concerne le apparecchiature, per quanto concerne questo tipo di realtà. Desumo ci sia qualcos'altro però. Ma io ti ringrazio per questa domanda, è una domanda facile ma anche molto, o meglio bella ma difficile, non ha una risposta secca. Sono intervenuti diversi cambiamenti, a parte questo dell'accreditamento, poi c'è l'ente di formazione, la possibilità per il Rittmeyer di fare formazione diretta, ma fondamentalmente quello che è intervenuto è una presa di coscienza che l'istituto deve aprirsi alla città. Non è la città che si apre all'istituto, la città è già aperta, perché Trieste poi è una città fortemente filantropica. Sì. Tanto più che ci siamo accorti tutti che la disabilità non ha bisogno di beneficenza, ha bisogno di condivisione, ha bisogno di condividere saperi, di condividere economie, di condividere tutto un sacco di cose. La cosa bella che è accaduta da quando io conosco il Rittmeyer, io ci sono stato come allievo, come alunno, come del resto il presidente Perfler, siamo due alunni dell'istituto, è intervenuta innanzitutto una grande ristrutturazione che grazie al professor Pagura, che ne è stato il pioniere, è stato assieme a Perfler, a Hubert Perfler, hanno restaurato l'istituto che versava in condizioni assolutamente critiche dal punto di vista economico. E accanto a questa ristrutturazione dei locali, degli ambienti, c'è stata una ristrutturazione del pensiero. Proprio, che immaginavo che c'era anche questo. C'è questa componente, la componente di pensiero che tuttora il pensiero è sempre in evoluzione. Guai a noi se ci fermassimo ad un pensiero inerziale, no? Cioè, in stallo, non è possibile. Ecco, il pensiero è proprio quello. Innanzitutto abbiamo accolto i nostri nonni, gli anziani, che per noi sono, ed è un altro servizio fondamentale, che poi oltretutto fa sorridere piacevolmente il fatto che i nostri anziani sono tra i più longevi, da una statistica che ho avuto modo di fare in regione. Ebbene, sono i più longevi quelli del Rittmeyer, perché hanno un bel parco, sono trattati bene, non dico che gli altri siano trattati male, assolutamente. Dico che forse c'è una congiuntura astrale strana per cui i nostri nonni presenti a Rittmeyer hanno un'età media molto 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 alta. Questo naturalmente ci fa piacere e per noi le persone anziane sono un elemento fondamentale, ci trasferiscono pensieri, ci trasferiscono concetti. L'anziano, secondo me, io ho perso mio nonno diversi anni fa, alla veneranda età di 95 anni. Tante volte noi diciamo ai nostri vecchietti in casa: ah, ma te conti sempre le stesse robe. Io invece ero contento quando mio nonno mi raccontava sempre la stessa cosa, perché ascoltarlo ogni volta era un po' diversa, ogni volta si impara qualcosa di diverso. E io tendevo a non rimproverarlo, anzi ero io a stimolarlo, così faccio anche con i nostri anziani. Quando incontro una persona anziana, per me questo è un valore, e queste persone anziane non sono oggetti,
continuano a essere soggetti, continuano a essere persone tra le persone e quindi hanno sempre qualcosa da dire. I corsi, adesso la pandemia ha dato un grande stop purtroppo un po' a tutto, ma adesso ripartiremo. Però si sta ritornando, immagino. Sì, bisogna tornare alla normalità perché sennò guai. Ecco, è chiaro che ripartiranno i corsi per i centralinisti, ma anche corsi avanzati, stiamo studiando, ci saranno delle sorprese, non farmi dire altro, dei corsi veramente avanzatissimi che il Rittmeyer erogherà, grazie a un accordo che stiamo ultimando, di cui poi avremo modo di parlare a cose fatte, ma che ancora una volta porteranno Trieste, il Rittmeyer e la Regione all'avanguardia sotto questi aspetti. Toglimi una curiosità, Vincenzo, come funziona? Ci si iscrive al Rittmeyer? No, il Rittmeyer non è un'associazione. Il consiglio di amministrazione è un ente pubblico, l'hai detto tu correttamente in esordio di trasmissione. Il Rittmeyer, essendo un ente pubblico, è un istituto che eroga dei servizi a chi ne ha bisogno. Ci si accede naturalmente o per conoscenza diretta, cioè uno va lì e dice mi serve questo e magari è in grado anche di autofinanziarsi. Ho capito. Altrimenti interviene la regione, interviene il comune, interviene l'azienda sanitaria, tutti i soggetti pubblici che o interamente o in parte, naturalmente in base anche alla capacità reddituale del soggetto, intervengono per il sostentamento, il sostegno della retta in grado di dare quei servizi, di pagare quei servizi che il Rittmeyer eroga, che abbiamo detto sono tanti. Noi abbiamo le attività laboratoriali per i ragazzi gli ospiti con pluridisabilità e questa è l'altra grande novità. L'apertura, attenzione, esiste la cecità, ma troppo spesso è accompagnata anche da patologie collaterali non sempre correlate, ma insomma ci sono persone con autismo, ci sono persone Down, ci sono persone con ritardo cognitivo relazionale o con disabilità psicomotorie. Quindi anche per queste persone ci sono attività che mettono in grado la persona di mettere in risalto tutte le sue abilità residue, prima di tutto quella della dignità, di cui tutti siamo dotati indistintamente. Però uno non ci vede, magari ha altre risorse, ha una buona testa che funziona, oppure no, oppure ha una buona manualità, oppure ha diverse, ma noi cerchiamo nell'individuo, quindi nella persona, tutte quelle qualità che possono essere messe in campo per migliorare la qualità della persona, di chi gli sta vicino e dell'intera società civile. Quindi insomma le attività sono tante, veramente tante che l'istituto fa. Invitiamo la gente, le persone, i nostri cittadini a starci vicini, a chiedere anche di visitare l'istituto, perché no? E quindi noi siamo sempre a Barcola, in Viale Miramare 119, a fianco alla posta. Poi c'è questo parco che è veramente bellissimo. Molto suggestivo. Ci abbiamo verso la conclusione. Io prima di salutare Vincenzo Zoccano volevo raccontare una cosa che ho visto e fa parte di quelle cose, già so quello che tu dirai, che possono sorprendere noi ma che in realtà non dovrebbero sorprendere, quindi ricuoto, come si dice, Barbara Streisand. Dalle parti mie abita una signora non vedente, credo che ci abiti da parecchio tempo, insomma io mi ricordo quando andavo a scuola e tornavo a casa con l'autobus e come si dice, non viaggia sempre, nel senso è sempre con il suo cane guida. Credo sia un Labrador, se non Sì, adesso stanno addestrando il Labrador. Un bellissimo cane, eccetera. Molto intelligenti. L'altro giorno, scendendo con la macchina, ho visto questa signora che stava depositando nei bottini la pupù del cane.
E io ho detto, cioè, il senso civico che ha questa signora, che potrebbe anche, come dire, avrebbe tutto il diritto, mettiamolo così, di strafregare, cioè vabbè, insomma, No, più che altro potrebbe non vedere le pot- direzioni del ecco, cane, infatti sono esenti i cani ecco, guida. però voglio dire, questa cosa che ho visto, magari si sarà fatta aiutare da qualcuno, non lo so, non mi interessa questo. Io ho visto questo gesto e ho detto, voglio sottolineare non appena posso, e quindi lo faccio adesso, il senso proprio di grande rigore civico di questa signora. Beata l'educazione civica se si tornasse a insegnare ancora nelle scuole. Se si incominciasse a insegnarla, Veramente, esatto, perché veramente, diciamo la verità. Formalmente c'è, ma... È l'ora in cui si fanno le assemblee di classe, diciamo la verità. Questo, così, purtroppo... c'è molto da migliorare e secondo me un paese migliora partendo dalla scuola, no? Qui apre una porta. Il Rittmeyer è stato il primo proprio quando sono state chiuse le scuole speciali. Io vi ricordo che i cechi, i disabili in generale, avevano le scuole speciali, erano le riserve indiane, no? Nei ghetti. Il Rittmeyer non solo non ha chiuso, ma ha aperto alle scuole normali, alle scuole pubbliche, tant'è che io ho frequentato la scuola pubblica, le mie classi, la classe che io frequentavo era una classe mista, dove c'erano ragazzi vedenti e non vedenti insieme, in attività oltretutto che si compenetravano, che si correlavano insieme, che si coordinavano, armonizzavano. Quindi io sono stato abituato, benché da non vedente, a ragionare in un mondo di vedenti, perché il mondo è dei vedenti, chiariamolo, però è anche vero che i non vedenti, forse è una critica, un'autocritica che muovo al mondo della cecità, forse dobbiamo ragionare un po' più come i vedenti e non costringere i vedenti a ragionare come non vedenti. Vediamoci più spesso allora, Vincenzo, dai, così chiacchieriamo, come si dice, così chiacchieriamo avanti. Facciamo una rubrica, lanciamo questa cosa, Umberto. Perché no? Una rubrica magari mensile. Una volta al mese, al mese potremmo dove si parla di queste cose assieme ai nostri cittadini, così facciamo abbattiamo un po' di barriere culturali prima ancora di tutte le altre. Grazie a Vincenzo Zoccano, vicepresidente dell'Istituto Rittmeyer. Adesso andiamo in pubblicità e poi parleremo della edizione 2023 della Trieste Joyce School. Buonasera. Come annunciato, in questa seconda parte di Trieste in diretta parliamo dell'edizione 2023 della Trieste Joyce School. Lo facciamo assieme alla professoressa Laura Pelaschiar dell'Università di Trieste, che noi conosciamo volevo dire per i trascorsi teatrali, nel senso che molto spesso ci siamo incontrati a teatro, e poi abbiamo nostro ospite anche il professor Richard Barlow della Nanyang Technological University di Singapore, che ringrazio per essere venuto nei nostri studi, che per quanto riguarda la Trieste Joyce School riveste il ruolo di Academic Director, che è un po' il responsabile del programma, se è corretto dirlo. Allora, non si è nemmeno da poco conclusa le celebrazioni, insomma, del Bloomsday, e subito scatta questo che è l'altro grosso appuntamento che Trieste dedica a Joyce, immagino non più tecnico, perché sarebbe più accademico, no? Sì. Sì, è la 25esima edizione che facciamo alla Trieste Joyce School, quindi sono tanti anni che a Trieste si ospita quella che ormai è diventata uno dei 3 incontri più importanti a livello mondiale dei Joyce Studies, insieme a Zurigo, insieme a Dublino, insieme all'International James Joyce Symposium, che in Europa si tiene ogni 2 anni, quindi è ormai una tradizione accademica, scientifica, ma anche culturale in senso ampio e anche turistico godereccia. C'è anche un elemento di social program che include anche attività
diciamo non prettamente accademica ma molto importanti per far coagulare i partecipanti attorno a un evento così scientificamente importante. Ecco, come si costruisce il programma di una manifestazione come questa, soprattutto anche come si costruisce il 25esimo programma, nel senso. So when I'm putting the program together, I want to support early career researchers, especially ones who have recently published important books on Joyce, but to complement that with some more veteran Joyceans, so to have a good mix. And I want to have a wide variety of topics as well on the program. And I think this year we've been very lucky with the speakers, and that has provided a great draw, and we've had a higher number of participants than we've had for a very long time. We've been able to attract students and attendees from all across the world, which we're very happy about. Allora, Richard ha spiegato che è importante avere sia studiosi della nuova generazione, quindi joyciani giovani che hanno appena pubblicato oppure stanno finendo il loro PhD, ma anche diciamo dei veterani, studiosi accademici già con un nome ben solidamente diciamo riconosciuto a livello scientifico internazionale, e anche una certa attenzione alla diversità di argomenti trattati nei vari papers. E quindi questa formula così che incontra e viene incontro a diverse esigenze sembra che abbia funzionato molto bene, perché i numeri quest'anno sono molto alti e effettivamente è la prima vera CS Joyce Schools post-pandemic che sì, finalmente ritorna ad una normalità però di successo. Abbiamo numeri molto alti, più alti ancora che non prima della... Esatto. Tra l'altro mi sono scordato di dirlo, la Trieste Joyce School si concluderà il 30 di giugno, quindi dopodomani. Faccio subito la domanda che avrei riservato per la fine, ma a questo punto mi intriga e magari la pongo ad entrambi. In genere, probabilmente sbagliando, quando chi non è addentro alle cose sente parlare di Joyce pensa subito all'Ulisse e, come dire, circoscrive Joyce all'Ulisse. Sappiamo che in realtà sì, l'Ulisse è quel capolavoro anche divisivo, per dire la verità, che è, però non è solo quello Joyce. Quanto è difficile staccare, per voi magari no, perché essendo accademici voi insomma di questo avete, però come posso dire, nella concezione comune, quanto è difficile staccare Joyce dall'Ulisse? E lo stesso discorso immagino che si può fare per Proust con la Recherche, credo. Però prima uno e dopo. Okay, magari ecco, dal punto di vista anche di un britannico, che può essere ancora più complicato. Scozzese. Ho detto britannico, non è corretto? No, è corretto, però non per me. Ho capito. Devo stare attenti. Stavo per dire inglese e non l'ho detto. No, britannico forse è quasi peggio. Ma insomma, addirittura. No, allora, no, nemmeno per noi è facile staccare Joyce da Ulysses, perché Ulysses è un libro infinito e totalmente seduttivo, ma c'è il ritratto dell'artista da giovane, c'è Gente di Dublino, e poi c'è Finnegan's Wake, che è il testo impenetrabile, che però ecco lì effettivamente ci vuole proprio un commitment, un impegno quasi insomma, sadomaso da lettore, diciamo. Però no, tu hai ragione, ma non è neanche particolarmente necessario cercare di staccare Joyce da Ulysses, almeno secondo me. Non so Richard cosa ne pensa? About the difficulties of reading Ulysses? About the possibility of conceiving Joyce not only as the author of Ulysses, but also of other texts such as Dubliners and Portrait and Finnegan's Wake. You know, we think of Joyce and we immediately say Ulysses, but there's also other Joyce apart from Ulysses. So that's the question. Yeah, that can be a problem. I think people are very attracted to Ulysses, especially with the centenary last year, and that's one thing we keep in mind when we put together the program, is to have texts that are also going to talk about papers that are going to talk about the other texts, so Finnegan's Wake, Dubliner's Portrait, and also in the seminars we cover Dubliners and Finnegan's Wake too.
So I think we can help students to kind of branch out a bit from Ulysses. Sì, uno delle missions della scuola, spiegato da Tracy Joyce che è un convegno, è proprio quella anche di cercare di far sì che le persone che partecipano alla scuola siano anche pilotate, diciamo, verso testi che non sono Ulysses, ma è un po' una lotta perché Ulysses la fa da padrone, poco da fare, è un magneto irresistibile. Parlando, per esempio, lo devo dire perché qui entra in scena il cinefilo e chiedo scusa, ma insomma io credo di non aver mai visto un film più letterario e più straordinariamente cinematografico di I morti di John Huston, che è tratto da questa, credo sia la novella che chiude, il ciclo. E mi ricordo che nel film, ho fatto più caso nel film che quando lessi la novella, perché la lessi dopo, errore, ma quella volta si poteva fare. C'è la scena del pranzo che quanto di meno cinematografico possa esistere, perché c'è un pranzo, insomma, non è che succede niente. E questo, che tra l'altro bisogna anche ricordare che Huston diresse questo film stando male, con un respiratore, quindi insomma in una condizione, questo riesce a far diventare cinematografico questo pranzo, questo dialogo. È qualcosa di assolutamente meraviglioso. Io consiglio di trovare il film, perché poi adesso si trova forse con una certa facilità anche in tutte queste piattaforme, queste cose qua, e anche di prendere anche il libro, perché tanto poi è piccolino, insomma non è sicuramente un libro, quindi perché veramente è una delle, credo sia una delle trasposizioni cinematografiche più perfette che io abbia mai visto, insomma. Quindi penso che siate d'accordo, vedo sì, che... certo, sì, è una straordinaria resa cinematografica della short story. Sono d'accordo con te, Richard. Mi dispiace, non ho visto questo film. Se avessi più tempo farei la copia, non si può dire, ma insomma farò in modo di fartelo avere, perché è veramente qualcosa di stupefacente. Tra l'altro mi pare di capire che tra le tante cose che Joyce fece a Trieste, non so se a Trieste, forse a Dublino, lui era anche gestore di un cinematografo, è vero? O sono quelle cose... Dunque cercò di fare, dal momento che a Trieste l'industria cinematografica aveva un certo successo, pensò, siccome aveva anche ha tentato anche alcune imprese da impresario, appunto, diciamo iniziative di tipo commerciale che sono tutte fallite. Una di queste, no, Richard, era far partire l'industria cinematografica a Dublino, però con dei soci triestini. Il Cinema Volta lo chiamò, che poi non funzionò per niente. Forse Richard può dire qualcosa su Volta Cinema in Dublin. Yeah. It was one of a few ill-fated money-making schemes. Joyce was never very good with money, unfortunately. He was getting money from some sources, but he also had these schemes to make money, also the selling of Irish tweed in Italy, but none of them worked. He wasn't the greatest businessman, sadly. Sì, un po', sì, come ho detto io, non era uno che coi soldi ci sapeva fare a nessun livello, a livello personale, perché spendeva tutti senza guardare in faccia niente a nessuno. E poi quando cercava di inventarsi qualche modalità per far soldi, tipo ha cercato di vendere il tweed irlandese qui a Trieste, è andata male, ha cercato di importare l'industria del cinema a Dublino, però non ha proprio funzionato, quindi fallimento. Però voglio dire, una delle tante chiavi di lettura dell'Ulisse soprattutto è proprio quella, no, di avvicinarlo delle volte anche al cinema, che negli anni in cui Joyce scriveva l'Ulisse si andava affermando come mezzo d'arte e come mezzo di comunicazione, e forse anche i differenti momenti dell'Ulisse possono essere anche caratterizzati da
sembrano anche delle volte differenti generi cinematografici, insomma non so se è una mia riflessione o se l'ho letta da qualche parte, penso che l'ho letta perché... Now the next question is cinema in Ulysses. Do you want to take that one first? Yeah, I mean, Joyce was very interested in the cinema and especially in the new techniques that cinema was introducing. So, for example, things like jump cuts or montages, and you can see that reflected in Ulysses and also in Finnegan's Wake as well. So, yeah, he was very much a writer who's interested not just in modern literature but other forms of modern art, including the cinema. Sì, è come se applicasse alla letteratura sì. determinate, come si dice, il linguaggio cinematografico, sì. con montaggi più o meno sì. particolari. Per certi aspetti, se vogliamo, il monologo di Molly è un lungo primo piano, certo. Quindi oggi sono ispirato su queste cose. E laddove invece, ho dimenticato di chiederlo, dovevo farlo subito, ogni edizione della Joyce School ha un argomento particolare che viene approfondito oppure non è così? No, viene lasciato proprio la libertà degli speakers, insomma, anche perché col passare del tempo anche le posizioni critiche, le scuole di critica letteraria cambiano, quindi è anche un modo per tenersi molto aggiornati rispetto ad esempio, non so, oggi c'è stata una lecture sull'eco-criticism, no? Le letture ecocritiche, quindi ecologia e letteratura. Quindi c'è sempre molta libertà, come è ovvio che sia, gli speakers possono parlare di quello che ritengono più opportuno, insomma, offrire agli ascoltatori. Ecco, c'è negli ultimi anni, diciamo così, nella storiografia su Joyce, nella critica su Joyce, un filone che magari è preponderante, oppure anche in questo caso, essendo l'autore quello che è difficile incanalarlo, seppure magari per poco tempo, in un filone piuttosto che in un altro? Non ho capito. No, he's asking you, is there a specific critical approach that seems to predominate in Joyce, or is he so vast that different approaches are nowadays, he asks? I think there have been some distinct phases in Joycean criticism. There was initially the phase that looked at him as a modernist writer, and then following post-colonialism, he was considered more of an Irish writer, interested in Irish history. Then, as Laura was saying, recently there's been an interest in Joyce and the non-human in eco-criticism. So there have been some major phases, but at the same time, I think every decade there's always a diversity of approaches, and that's the same at the school too. Sì, è vero, a seconda dei momenti storici e anche del tipo di approccio critico che si sviluppa per una ragione o per l'altra, quel particolare approccio, quella lente critica viene applicata a Joyce. Ad esempio Joyce come modernista, quindi cosmopolita, internazionalista, e poi l'ondata del postcoloniale, quindi no, un'attenzione invece più a Joyce come Irish writer, scrittore irlandese, quindi più attaccato a tematiche nazionalistiche. Adesso c'è l'ecocritica, questo approccio di ecologia e letteratura che è molto importante, e quindi ogni decade, ha detto giustamente Richard, significa anche prepararsi a leggere Joyce da diverse prospettive. Lui è così immenso che effettivamente funziona un po' tutto. Funziona un po' tutto. Tra l'altro è anche uno dei pochi autori, come posso dire, iconograficamente riconoscibile, se vogliamo, no? Nel senso, pochi hanno presente, ma anche Dickens, per dire la verità, non è che uno sente pronunciare il nome Dickens e subito lo immagina, eccetera. Joyce appartiene a quel gruppo assieme probabilmente a Proust, anche a Mark Twain, ma lì è anche un caso dove lo vedi, insomma, forse anche perché diversamente da Dickens viveva in un periodo in cui la fotografia era molto più insomma, esisteva, era sviluppata, eccetera. Però anche questo è abbastanza curioso. Mi viene in mente uno un po' più Somerset Maugham, per dire uno, non è che uno se lo fa venire in mente, ecco, insomma. No, è vero, anche questo è vero, ma io credo che lui sia anche diventato, questo può essere anche un problema,
anche un po' un prodotto industriale, no? Beh, sì, c'è questo rischio. Che è un bene perché ciò comporta anche una democratizzazione, se vogliamo, di opere letterarie, di figure letterarie, e Joyce è molto al centro di questo tipo di fenomeno. Lo stesso Bloomsday è un evento che certamente culturale, letterario, di democratizzazione, ma ha anche degli aspetti commerciali, e lui ritratti suoi o anche schizzi suoi compaiono su magliette, tazze, no? Quindi, e questo fa di lui anche un'icona a più livelli, sì, culturale, letteraria, no? Questo scrittore irraggiungibile eppure allo stesso tempo molto, molto da merchandising, e quindi c'è anche quello. Ma anche la figura probabilmente. Sì, certo. E tra l'altro, diciamo così, se io volessi consigliare ad un amico la lettura dell'Ulisse, che cosa come potrei suggerirgli, quale approccio potrei consigliargli? What approach would I suggest for? If somebody would like to start Ulysses as a beginner, what kind of approach would you suggest? Well, I teach a course on Ulysses where we go through the entire book, and that is for students who are not familiar with Joyce. And my advice is to just get through it and not worry about trying to understand everything at once, because nobody does. So just enjoy what you enjoy, take what you can from it and just proceed, and then maybe the second time you can start to work on different bits and pieces. Sì, quindi insomma buttarsi nel libro, lui lo insegna così all'università, e senza preoccuparsi tanto di cosa capisco, cosa non capisco, e quindi attraversarlo così un po' alla selvaggia e poi invece la seconda lettura, che è indispensabile, sì, non è Jane Austen, non va riletto purtroppo o per fortuna, allora lì l'approccio può essere più, diciamo, scientifico. Un tempo le traduzioni italiane dell'Ulisse erano abbastanza rare, fino a una ventina più o meno d'anni fa. Io ricordo soltanto l'edizione Mondadori, sì, se non mi sbaglio. Adesso io ho letto quella almeno insomma, quella che non piace tanto, ho letto la versione in Audi. Sì. Cepak mi ha consigliato un'altra, e poi nel frattempo ho visto che ne sono uscite ulteriori. Sì. Cioè, è un bene o un male che ne escono tante, anche voglio dire in tempi relativamente vicini una all'altra, insomma non è che una deposita e poi... No, il punto era che fino al 2012 il copyright era esclusivamente Mondadori. Ho capito. Nessuno poteva tradurre Ulysses, avevano loro il copyright, e quella di De Angelis, che è quella che insomma tradizionale, quella che ha durato, che è un miracolo, perché lui è riuscito a tradurre Ulysses quando non esistevano le annotations, quando non esistevano le guide, senza essere mai stato in Irlanda, quindi ha fatto effettivamente un capolavoro, per quanto fosse ed è una traduzione piuttosto datata. Dopo il 2012, a partire con la traduzione di Enrico Terinoni per Newton Compton e poi per Bompiani, sono un po' esplose, no, le traduzioni di Ulysses. Io credo sia in linea di massima un bene. Credo personalmente che c'è ancora spazio per ritradurre, perché è facile fare errori con uno scrittore come lui. C'è anche chi, non dirò quale, traduzioni, vuole un po' fare il Joyce, no? Il traduttore che si lascia prendere la mano, vuole joyceggiare, lo so, e vuole un po' mettersi in competition con lo scrittore, che è un rischio con Joyce, perché ti invita a fare questo. Sì. E quindi c'è benissimo questa iperattività traduttiva, e secondo me c'è ancora spazio per fare meglio. È un inglese difficile quello dell'Ulisse? It's difficult in English. Is the English difficult in Ulysses? It can be. The earlier parts are quite accessible, but then as the book progresses, the English changes. There are certain chapters where it's very difficult, and so it helps to have someone who's more familiar with it helping you, or to have some guides with you, but it's easy compared to Finnegan's Wake. Ho capito.
No, sì, l'inglese è difficile, i primi capitoli iniziali, gli episodi iniziali sono più accessibili, con l'eccezione forse del terzo, Proteus, e dopo, mano a mano che il libro continua, l'inglese la lingua diventa sempre più insomma, ci sono momenti di grossa difficoltà, quindi è importante avere qualcuno che ti faccia da guida. I reading groups con Ulysses, con Joyce funzionano. Finnegan's Wake è incommensurabilmente più difficile. Sì. La nostra Laura Buccarella ha letto l'Ulisse in inglese. Ecco. Non so se poi si sia più ripresa, ma questo è un altro, sì. è un altro discorso. Laddove si può individuare, è brutto, mi rendo conto che sono domande forse un po' sciocche, ma insomma ci abbiamo verso la conclusione, possiamo anche affrontare questo tipo di tematica. Non credo che si possa parlare di eredi o comunque di autori che in qualche modo possono aver preso da lui più che da altri. Ve ne sono, in realtà? C'è qualcuno che potrebbe essere accostato magari per ragioni le più varie? Poi è anche soggettivo questo, mi rendo conto. Is there any heirs to Joyce, like literary heirs, the people who paid like anywhere? Just now? Yeah, now or after him, yeah. Well, this was Beckett is the obvious one who... Samuel Beckett. Mm-hmm. Yeah, initially starts off very Joycean and then moves away from that, but even that shows a kind of Joycean influence. There's Flann O'Brien, who similarly started off as a very Joycean writer. Mm-hmm. And I think there's a host of contemporary Irish writers who exhibit some sort of Joycean influence, and he's kind of inescapable in Irish literature. I think you have to have some sort of, you have to have a decision to make, you know, am I going to go in this direction or not? But either way, you have to kind of, it's something you have to grapple with, I think. Sì, dice a parte Samuel Beckett, Flann O'Brien. Samuel Beckett comincia, poi insomma si dirige altrove, però per quanto riguarda la letteratura irlandese è impossibile non fare i conti con Joyce. Di recente io credo che no, allora io posso dire che non c'è nessuno, né può esserci, né forse per fortuna può esserci, però lui ha aperto alcuni territori, no, lo sperimentalismo linguistico, quello che Ulysses, Finnegan's Wake sono, all'interno dei quali scrittori contemporanei e quelli irlandesi tentano di farlo, in un modo o nell'altro, cercano di avventurarsi. Però ecco, una statura di quel tipo è impensabile, insomma, che si ripeta, io credo. Tra l'altro Beckett anche lui fisicamente sembra un po' un Joyce incazzato, insomma, perennemente. Sì, è molto più bello secondo me di Joyce, ma però sì, c'è qualcosa. Un po' così. Allora, ci abbiamo verso la conclusione. Nei prossimi giorni quali sono gli appuntamenti più attesi, soprattutto dove si svolge? Alla Revoltella sempre? Sì, si svolge all'Auditorio nella Revoltella, che ci ospita da sempre, perché la Trieste Joyce School è una possibilità, perché abbiamo gli sponsor, c'è l'università che sponsorizza, il Dipartimento, il Comune di Trieste che ci dà, insomma, l'uso del Revoltella, anche donors, no, dei benefactors, un americano che ci aiuta, quindi insomma è veramente anche questo una joint effort al Revoltella. E per quanto riguarda gli appuntamenti, Richard, what's next that can be of some relevance to somehow highlight? Maybe At the school or next year? No, this year, the next 2 days. Well, we have Rob Doyle, our guest writer. We always have a guest writer who's Irish, and Culture Ireland help us with that. And Rob Doyle, you asked earlier about heirs to Joyce. Doyle is someone who has written about Joyce. It comes up in at least 2 of his books. And so that's going to be a highlight of the next couple of days. We have a walking tour this evening of Joycean hotspots around Trieste, and then the farewell dinner as well. Lots to look forward to. Sì, forse appunto qui ci sta dicendo che l'appuntamento più interessante è domani sera a Revoltella, infatti è anche aperta alla cittadinanza, e l'ospite, come ogni anno, noi abbiamo uno scrittore irlandese che ci viene a spiegare appunto forse un po' quello che hai chiesto tu, che ne facciamo di questo Joyce noi irlandesi che ci andiamo a sbattere sempre con la testa contro. Rob Doyle è uno
è uno scrittore che fa i conti con Joyce sia dal punto di vista stilistico nei suoi libri, sia anche perché ci ha scritto, ecco. Quindi domani sera alle 20:30, giovedì sera alle 20:30, 8:30 al Revoltella. Questo incontro con questo scrittore è particolarmente, leggerà anche pezzi della sua opera, particolarmente interessante. E poi c'è anche un tour. Sì, io so, ma il 6 oggi devo fare l'Ennesimo Walking Tour di Trieste, però sì, c'è anche quello. Partita dalla statua? Partiamo fuori dalla Revoltella, Museo Revoltella, quindi la sono statua lì. non La statua ci arriviamo in fondo. Comunque. Concludiamo. Però mi pare di capire, siete già pronti anche per il prossimo anno, state già sì. pensando perché si fa... Penseremo. Adesso portiamo a termine questo, poi tiriamo il fiato e poi... Allora, io ringrazio la professoressa Laura Pelaschiar. A teatro il prossimo anno cosa combinate? Vediamo, abbiamo in mente qualcosa, ma no spoiler, non possiamo anticipare. No, questi sono... C'è un altro centenario, non dico quale. Beh, no, ma so... Se sai bisogna star zitti, non bisogna spoilerare. No, l'hanno spoilerato poi lo spoileranno loro, ti pregano ma io non voglio assumere poi... la responsabilità. E ringrazio anche il professore Richard Barlow per essere stato con noi, buon lavoro ad entrambi. Grazie a Noi ci vediamo domani, come sempre, alle 18 con Trieste in diretta. Buon proseguimento e arrivederci. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.